Alla festa dell'amicizia della democrazia cristiana il premio Liberi e Forti sarà assegnato a Iman Adroui, la ragazza di origine nordafricana alla quale i genitori volevano impedire di continuare gli studi che li ha frequentati anche all'Ercara Fridi. A consegnare il riconoscimento, che prevede una somma di 5.000 euro, sarà l'avvocato Laura Badessa, che afferma come abbiamo voluto assegnare il riconoscimento a Imane perché ha deciso di essere libera nella scelta di proseguire gli studi e forte perché da giovane donna, nonostante il divieto dei genitori, ha scelto la cultura e lo studio come percorso di integrazione nel nostro paese per costituirsi un futuro di libertà e di speranza. Quando afferma Stefano Cirillo, segretario dell'ADC, che dice Imane per noi è simbolo di chi vuole proseguire un sogno, una ragazza che vuole con tutta la sua forza continuare gli studi con coraggio e che ha scelto la libertà. Il diritto allo studio è sacro e su impulso della democrazia cristiana che nei mesi scorsi con il gruppo parlamentare si era fatto promotore di un disegno di legge, il governo regionale ha inserito il testo sul prestito d'onore per gli studenti universitari nel decreto legge variazione di bilancio. Questo, se approvato, entrando in vigore, consentirà negli anni a tantissimi giovani di affrontare gli studi rendendoli più autonomi economicamente e più forti per la loro crescita universitaria. Auspichiamo, conclude il comunicato stampa della Democrazia Cristiana, che la legge venga approvata nelle prossime ore, incentivando i ragazzi a restare in Sicilia e ai giovani che sceglieranno le università siciliane di essere sostenuti nella loro scelta.